È sempre il mini impianto indoor dell'Arcella ad ospitare la seconda manifestazione regionale dedicata alla categoria cadetti. Protagonisti velocisti, ostacolisti e i saltatori di alto e triplo. Tra le donne, affermazione nei 60 piani di Beatrice Fiorese del gruppo sportivo Marconi Cassola. Oggi volevo esclusivamente fare il mio record nei 60 piani e fare bene i 60 ostacoli, perché era quello che mi ero impuntata di fare oggi, diciamo. I 60 piani potevano andare, cioè, speravo meglio, diciamo, sotto gli 8, però dai, ci si accontenta. Gli ostacoli ho fatto 9,58, 59 e li ho fatti molto schematizzati perché ho avuto sempre problemi col primo ostacolo e quindi avevo un po' questo blocco, però dai, sono riuscita ad arrivare alla fine. Io la vedo molto promettente, nel senso che, come ho già detto, qualità fisiche ne ha. Dobbiamo lavorare un po' sull'aspetto psicologico della gestione della gara, della preparazione, perché forse è ancora un po' tesa e è normale perché è giovane, deve ancora imparare un po' a gestire le gare importanti, però siamo fiduciosi. Beatrice è ancora giovane ed ama cimentarsi in più discipline, ma il suo vero amore è sempre uno. Assolutamente lungo, lo adoro, perché è quello che mi dà di più, cioè sono stracontenta quando faccio gare di lungo, mi piace. Viene dalla ginnastica artistica, quindi ha delle qualità innate e diciamo che l'abbiamo capito subito e abbiamo cercato di prenderla da giovane, si può dire, qualche anno fa, e di farle fare un po' di tutto. Poi lei è molto portata per i salti, tosta, una ragazza tosta che si impegna molto, insomma. È facile allenarla, ecco. Passiamo in pedana e parliamo di salto in alto, dove la regina è lei, Sara Brunato dell'Atletica Mogliano, allenata dalla mamma Barbara Norello, ex saltatrice in lungo. Oggi ho saltato 1,60 m e questo mi consente, cioè è un minimo per gli italiani. Io questo, cioè, lo desideravo molto perché ci tengo molto e infatti questo inverno è stato un po' dura allenarsi col freddo, allora sono felice perché mi sono ripresa, perciò sono felice. È un agonista, in gara riesce a rendere bene e spero che questo lo riesca anche a trasportare negli allenamenti. Negli allenamenti è ancora un po' giocattolona, ecco, si diverte, è giusto che sia così, però cominciamo ad andare in una categoria, il prossimo anno sarà allieva, bisogna che sia un po' più concentrata anche durante gli allenamenti. Una mamma per allenatrice dunque, sicuramente un bel impegno per entrambe, ma anche un grande valore aggiunto. È un bel rapporto sicuramente perché abbiamo una passione in comune. Certo, parliamo spesso anche di quello che magari non faccio bene nell'allenamento anche a casa e dunque è un po' pesante. Però cioè, si va bene, c'è amicizia, c'è complicità, si va bene, cioè, ci divertiamo. E Sara e Beatrice le vedremo sicuramente protagoniste anche in questa stagione ai campionati italiani cadetti dopo la fortunata esperienza di Jesolo. Mi sono tanto divertita, cioè, è stata proprio una bella esperienza da spero di rivivere sicuramente. Spero che quest'anno vada meglio, il tempo sia migliore e spero naturalmente di salire nel podio.